trovatemi una pianta che sia più rappresentativa dell'anima della Sicilia che quella del fico d'India. E io mi trovo a Sancono, la città del fico d'India. Venite con me. Quest'anno sarà la 37esima edizione della Sagra del Fico d'India di Sancono. Abbiamo cercato di dare come amministrazione un taglio un attimino più innovativo e diverso rispetto alle precedenti. Stiamo valorizzando ancora di più il frutto, abbiamo invitato tantissime aziende agricole che negli ultimi anni si erano perse. Uno dei momenti più importanti di questa sagra quest'anno sarà quella dell'area food. Abbiamo immaginato infatti e saranno presenti l'Istituto Alberghiero, dei pasticceri che faranno tutte dolci, primo, secondo, contorno a base di fico d'India, salse di fico d'India, e quindi l'area food sarà molto importante quest'anno. Fico d'India di Sancono è sicuramente un frutto che si può definire speciale, ma non lo diciamo noi, lo dice l'Europa che ha riconosciuto a questo frutto il marchio DOP. Questa amministrazione continua a scommettere sul fico d'India proprio perché siamo convinti che dal rilancio del fico d'India DOP dipenda lo sviluppo economico del nostro paese. L'inaugurazione sarà il venerdì 6 ottobre alle ore 18, la sagra continuerà naturalmente il 7 all'8 ottobre, venite numerosi, vi aspettiamo.